Torniamo in diretta allo spazio del telegiornale di Treviso, ma continua la nostra edizione straordinaria anche perché tra pochi minuti, come sempre in queste giornate di tensione, sarà con noi il governatore Luca Zaia per fare il punto su questa ennesima giornata, aspettando domani, quando probabilmente ci sarà l'intervento da Roma previsto sulla decisione per la riapertura delle scuole. Saluto e ringrazio il direttore delle emittenti del gruppo Media Nord-Est, Luigi Baccialli, che è qui con noi. Buonasera direttore, ben trovato. Al termine di quest'altra ennesima giornata cosa dici? Insomma, che l'allarme lanciato a livello mondiale genera altra preoccupazione, altre paure che oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha definito paure irrazionali e immotivate. Io personalmente rimango dell'idea che, al di là dei dati che qui si sono peraltro stabilizzati, perché insomma la gran parte degli infettati è asintomatico e quindi c'è una minima parte di ricoverati, e oltretutto di nuovo quando siamo di fronte a dei decessi, sono sempre decessi che riguardano persone che hanno dai 75 anni in più, in avanti, e quindi la situazione qui rimane abbastanza così. Sentivo anche il professor Palù prima che parlava di una cautela, di un cauto ottimismo, mi pare che abbia detto. In attesa che arrivi il governatore vorrei dire che non credo che questo sia diventato un popolo di ipocondriaci e di smidollati. Noi improvvisamente abbiamo paura di un virus che è aggressivo, che ovviamente colpisce soprattutto le persone più vulnerabili, con un contagio che sta aumentando, ma siamo ancora, io credo, nella fase del delirio, della psicosi. Persino il Capo dello Stato ha detto oggi che sono paure immotivate e irrazionali. Secondo così un'idea che mi sono fatto è che noi abbiamo nonni e padri che hanno, parlo di quelli della mia generazione in particolare, che hanno fatto le guerre, che hanno visto le tragedie che noi purtroppo, per fortuna, anzi a cui non abbiamo assistito direttamente, e hanno quindi degli anticorpi, avevano degli anticorpi e hanno saputo reagire a fasi difficili con più forza, oltretutto senza essere bombardati giornalmente da notizie che sono effettivamente molto spesso manipolate, esagerate, per non parlare delle fake news e dei social. Quindi noi siamo in una fase in cui le persone dibattono, sono abituate a traumi come il confronto tra Morgan e Bugo. Ecco, lì c'è il dibattito nazionale. Tra Sgarbi ed Urso, diciamo. Sgarbi ed Urso. Ma guardate che durante Sanremo i titoli dei principali quotidiani italiani, e parlo di Corriere, Repubblica, Giornale, Stampa, erano su Morgan e Bugo. Allora noi siamo stati cloroformizzati da un'informazione che ha puntato su questi fatti e su questo approccio alla realtà, e adesso non siamo più in grado di reagire a notizie che sono effettivamente preoccupanti, perché una guerra colpiva tutti e quindi era un trauma nazionale se non mondiale, e anche in questo caso di un trauma internazionale si tratta, perché non è una calamità. Per esempio, quando noi abbiamo fatto un'informazione su Vaia o sull'acqua alta Venezia, c'è una limitata parte di una comunità nazionale che viene colpita. Qui la paura è alimentata dal fatto che la patologia è una pandemia, ci sono 50 paesi in cui ci sono i contagiati, però voglio dire, e magari poi potremmo chiedere anche al Presidente Zaia, che è arrivato, mi dicono. È arrivato adesso. Ecco, una domanda da fargli, secondo me, è se questa esagerazione della comunicazione non sia proporzionale agli eccessi delle istituzioni. Cioè, quando si danno notizie così come le ha date il Presidente Conte, no? Lanciando un allarme veramente eccessivo, non ci si può aspettare che poi l'informazione sia cauta, pacata ed equilibrata, perché l'informazione è conseguente a chi con queste fonti dà le notizie e dalle prime, diciamo, le prime opinioni su certi fatti.
Esatto. Allora, per far accomodare anche il governatore Luca Zaia, dopo il quale questa lunga intervista che il direttore con noi farà al governatore Luca Zaia, vediamo l'intervista invece al direttore dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi, dalla quale cominciare al termine del vertice oggi alla sala operativa della protezione civile a Marghera. Si fa il punto, vi ricordo i 151 contagi nella nostra regione, 23 a Treviso. Sentiamo Benazzi. Abbiamo positivi ma asintomatici, per cui ecco, la situazione è tranquilla e stiamo lavorando in tal senso per fare in modo che non ci sia, che la cosa rimanga all'interno della geriatria, quindi gli operatori stanno lavorando con i DP che sono stati forniti, quindi situazione diciamo sotto controllo e positiva dal punto di vista anche della gestione, che ringrazio proprio i nostri operatori per quello che stanno facendo. In questo momento il reparto di geriatria è chiuso, è stato riaperto? Il reparto di geriatria è chiuso, stiamo valutando i primi pazienti che appunto sono risultati positivi ma diciamo asintomatici, se possono lentamente mandarli a domicilio, ovviamente per poi valutarli a domicilio, per cui la situazione è in progress, è positiva. Terapia intensiva? Non abbiamo nessuno in terapia intensiva, c'è solo lo studente universitario, specialista che era da noi, che adesso è ovviamente a Padova. Dal punto di vista nostro non abbiamo nessun caso. La sanità è in prima linea, gli ospedali sono in prima linea, ci sono problemi che si stanno creando con l'epidemia, con le preoccupazioni e i controlli che vengono fatti? Assolutamente no, noi abbiamo ovviamente istituito un sistema, restano ovviamente valide le condizioni che in ogni reparto entri una persona e i caregiver, cioè le persone che assistono. Partiremo da lunedì con dei triage fatti all'esterno nelle tende che abbiamo installato, ma la situazione è decisamente sotto controllo, la popolazione può stare tranquilla da questo punto di vista. E con le tende a cosa servono? Le tende le utilizzeremo come pre-triage, cioè le persone che entrano se hanno febbre o sintomi di tosse, viene fatta un'anamnesi, viene misurata la febbre e poi vengono inseriti all'interno dell'ospedale. Questo non crea più allarmismo, il fatto che le strutture devono approntare con delle tendopoli esterne all'ospedale? Assolutamente no, è una garanzia in più per le persone che ovviamente soprattutto sono cosiddette fasce deboli, quindi persone che hanno delle patologie e che entrano in ospedale, per cui il fatto di fare questo pre-triage significa garantire anche loro, quindi nessun allarmismo, ma solo una garanzia in più che diamo ai cittadini. Allora, torniamo in diretta, salutiamo e ringraziamo il governatore del Veneto Luca Zaia che ci ha raggiunto in studio. Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti, scusate. Grazie per essere con noi. La parola al nostro direttore, anche perché poi arriviamo al caso diciamo, anche della giornata, l'ultimo. Allora non si può non partire, governatore, dalle scuole, insomma tutti si aspettavano in giornata una notizia che così sciogliesse un po' questa attesa della chiusura o della riapertura delle scuole lunedì. Il governo, mi pare, lei ha detto, ho chiesto più volte di avere delle notizie e nessuno si è fatto vivo, è così? Ma guardi, diciamo intanto che le ordinanze noi governatori le dobbiamo firmare a doppia mano con il governo, quindi con il Ministro della Salute. Quindi tanto per inquadrare, perché qualcuno potrebbe dire ma come Zaia non firma l'ordinanza? No, non posso firmarla, ve la dobbiamo firmare in due. Dall'altro ho chiesto, soprattutto per le scuole, in particolar modo per le scuole, visto che ci vanno i ragazzi, e anch'io ho l'apprensione, come ce l'hanno i genitori e le famiglie, di avere una validazione scientifica, quindi che il mondo scientifico, l'Istituto Superiore della Sanità, l'OMS, tutti quelli che ci stanno lavorando in queste ore, ci dicano cosa dobbiamo fare con le scuole. È ovvio che la mia idea è quella di ripartire e di cercare di mediare rispetto poi alle esigenze che abbiamo di controllare questo virus, perché non è passata, è sì un'influenza mediatica, ma comunque abbiamo anche i ricoverati. In questo momento abbiamo 151 positivi, 33 persone ricoverate, delle quali 9 sono in terapia intensiva. Ovvio che se continua così possiamo dire che lo stiamo gestendo bene, no?
Se invece c'è l'escalation come sta accadendo in Lombardia, il discorso cambia. La Lombardia ha passato i 500 positivi, comincia ad avere problemi nelle terapie intensive, capite che il discorso cambia. E siccome io voglio tutelare fino in fondo le fasce più deboli della comunità, che sono magari gli anziani, le persone che hanno una salute cagionevole, se li vogliamo tutelare bisogna fare in modo che il contagio non si diffonda. Dopo siamo pieni di premi Nobel, vedo che interessa di più la mia frase sui cinesi che di sapere quanti morti e quanti malati e quanti contagiati abbiamo, beh, parliamo anche di quello. Allora quale sarà il tema delle scuole? Domani mattina, dopo 3 giorni di interlocuzione, spero si chiuda il documento delle indicazioni che dà l'Istituto Superiore di Sanità e dopodiché immagino che si andrà in questa direzione per le regioni, quantomeno quelle che hanno il contagio. Ecco, la differenza con la Lombardia è che pare che lì l'ordinanza venga prorogata e che le scuole vengano tenute chiuse. No? Io non le so dire se ci saranno diversità tra le regioni, immagino che poi la base di tutto sarà una divisione netta tra chi ha il contagio e chi non ce l'ha. 3 regioni, anzi ormai più di 3 regioni, invece la Toscana oggi ha esordito con 890 casi e questo dà anche una dimostrazione del fatto che non ci sbagliavamo quando dicevamo che bisognava controllare di più rispetto a coloro che vengono dalle zone infette. Ecco, Ma anche questa non è una polemica contro i cinesi, vorrei ricordare che è un'evidenza scientifica. Se vieni dalle zone infette, che tu sia un cinese o un trevisano o un veronese o un veneziano, vieni comunque dalla zona infette e vai controllato. Ecco, il governatore della Toscana però aveva detto al ritorno di 2500 cinesi a Prato dal Capodanno: noi la quarantena non la facciamo. I risultati si stanno vedendo adesso. Guardi, io non voglio fare polemiche perché sono già stato oggetto di polemica quando ho chiesto che si facesse l'isolamento fiduciario, comunemente chiamato quarantena, per coloro che vengono da zone infette prima di entrare a scuola. Apriti cielo, arriva il razzista e adesso ne prendiamo atto. Presidente, prima di arrivare appunto alle mascherine o ai topi, diciamo, nonni sono allarmatissimi, preoccupati per la riapertura delle scuole, perché dicono i bimbi magari non si ammalano ma sono portatori asintomatici, che ne so, però... Ed è una giusta preoccupazione. E se ne occupano i nonni in questi giorni, no? Quindi... Ma guardi, io penso che quello che ha chiesto il Presidente della Regione Veneto, cioè io, in queste ore, è esattamente la volontà di dire che ci vuole una certificazione scientifica, perché non sono io lo scienziato che studia l'epidemiologia e i virus, non sono altri, ma abbiamo una comunità scientifica pagata per dare le indicazioni, le linee guida. Allora, cioè, della serie, se sto male vado dal medico, se qualcuno dice che il medico non funziona più bisogna andare dallo stregone. Allora, io dallo stregone non ci vado, voglio che i medici, gli scienziati, i ricercatori, gli studiosi ci dicano cosa è meglio fare per le scuole. Punto. Questo non vuol dire di non avere una visione positiva. Vi ricordo che Gran Bretagna sta parlando di 3 mesi di chiusura delle scuole, vi ricordo che il Giappone ha chiuso le scuole, vi ricordo che sono linee guida in giro per l'Europa. Quindi staremo a vedere, cercheremo di capire quale sarà la miglior soluzione e sarà a tutela della salute dei ragazzi e dei loro genitori e dei nonni che sono a casa. Cosa dicono gli esperti? Quindi dice lei, in base a quello che... Questo, guardi, io l'ho sempre detto, potete scaricarvi tutte le mie interviste. Anche la sanificazione delle scuole alla fine non ha senso, no? Cioè è un'isteria in questo senso. Si confonde la disinfezione dalla disinfestazione. Intanto sono 2 concetti diversi, anche se le parole sembrano uguali. La disinfestazione è quella che si fa rispetto ai scarafaggi, tutte queste robe, cioè gli animali. La disinfezione rispetto a microbi, a batteri, insomma diciamo, a elementi non visibili. Allora le scuole rispetto al coronavirus dopo tutta questa chiusura non hanno nessun pericolo di avere il virus al loro interno. Certo è che dovranno essere pulite, se non sono state pulite prima di chiuderle, avranno bisogno di essere spolverate, potranno essere anche disinfettate per ulteriore volontà, per dare anche un'idea di ancora più salubrità, però ricordo che in questo momento dal punto di vista clinico epidemiologico non hanno nessun problema. Volevamo chiederle stasera cosa diceva della mascherina di Fontana, poi in realtà insomma, sono spuntati i topi. Guardi, cosa dice di queste due polemiche? Non mi metto a far commenti su un collega, amico governatore che peraltro è in isolamento fiduciario, quindi è in isolamento perché una sua collaboratrice è risultata positiva. Punto, mi fermo qui. Penso che in questo paese dovremmo preoccuparsi di più di quello che sono, diciamo, tutte
le partite del coronavirus, ricordo che noi abbiamo 151 contagiati, 33 persone in ospedale, come dicevo prima, delle quali 9 in terapia intensiva, che sta qui a parlare della mascherina di Fontana o delle dichiarazioni di Zaia, che sono qui a disposizione rispetto ai cinesi. Rischiano di intesire i rapporti con la Cina? Ma guardi, i miei no, forse di qualcun altro sì, visto e considerato che fanno... Cioè, questo è un paese nel quale, cioè, in maniera a volte anche stucchevole, come si può dire, c'è un atteggiamento sempre del politically correct. Io cos'è che ho detto? Ho detto semplicemente che il virus è stato anticipato da una montagna di video, di fake news, forse avrò fatto troppa sintesi, e ho detto, li hanno visti tutti i cinesi che mangiano i topi. Questa è stata la frase che ho detto, no? E dicendo anche che poi ci sono, come si può dire, ogni popolo ha la sua cultura, e poi ho anche detto, e lo dico che poi da un punto di vista di certificazioni sanitarie, di modalità eccetera, noi siamo diversi da loro sono diversi da noi, loro hanno delle metropoli eccezionali che sono Shenzhen, sono Shanghai, sono Pechino, che sono a livello di New York piuttosto che di Milano o quant'altro, ma hanno anche delle grandi contraddizioni a differenza del nostro paese, cioè noi non passiamo dalla metropoli a condizioni, diciamo, precarie anche di salute pubblica. Loro hanno anche queste contraddizioni, ma non è un'offesa, è un dato di fatto, cioè, non siamo culturalmente uguali, e ho detto culturalmente abbiamo anche degli atteggiamenti diversi rispetto agli usi e costumi, punto. Presidente, oggi il Capo dello Stato, parlando a Telethon, ha detto, insomma, sono paure irrazionali e immotivate, e credo che abbia fatto riferimento in gran parte alla comunicazione, che però, dicevo prima con Ferdinando, è un po' proporzionale al tenore dei messaggi che arrivano, cioè l'informazione, a meno che non sia quella dei social network, dà delle notizie che oggi, e la domanda è questa, i cittadini probabilmente di queste ultime generazioni non sono strutturati per recepire in maniera obiettiva ed equilibrata, perché una volta chi ha vissuto dei traumi come i nostri nonni, i nostri padri, con le guerre eccetera, aveva gli anticorpi per reagire correttamente all'arrivo di notizie anche diciamo non del tutto attendibili. Oggi c'è una pandemia della psicosi e della paura che veramente stupisce, no? Ma sa, intanto questo è un virus... virus... È solo responsabilità, diciamo, dell'informazione o chi dà i messaggi? Ma in generale, cioè, l'informazione è un di cui, perdonatemi, voi siete qua, c'è lei direttore, c'è vice direttore, cioè è un di cui, perché poi il tema è che il cittadino va ad approvvigionarsi di informazioni in real time, entra nei siti, su WhatsApp arrivano i video, insomma, quanti non hanno visto i video cinesi o simil cinesi dove passava l'ambulanza e caricava i morti per strada? Ma secondo voi può essere possibile che ci siano i morti, gente che perde la vita camminando per strada? Vedevamo immagini cioè, erano video fake, i video che mangiavano i topi, probabilmente il video di un fake o di un altro paese, fermo restando che mi risulta che qualche animale vivo comunque rientra nella dieta, ma non è questo il problema, non è questo il problema. Cioè i cinesi è giusto che abbiano i loro usi, cioè, tradizioni e tutto quello che è. Parliamo di altro, questo virus arriva con questo bagaglio di informazioni e disinformazioni e diventa una pandemia mediatica ancora prima del virus, cioè arriva prima la pandemia mediatica. Poi dopodiché le dirò che i social danno spesso la patente dei premi Nobel a gente che dovrebbe ancora imparare l'ABC, perché io leggo a volte delle robe che sono veramente imbarazzanti, sia da un punto di vista di asseverazione tecnica e scientifica, che da un punto di vista anche grammaticale in alcuni casi, il che la dice lunga su quello, non parliamo delle offese, delle sentenze, delle leggende metropolitane, cioè si diffondono leggende metropolitane imbarazzanti. Dopodiché le dirò, guardi, prenda l'uscita che a me è stata attribuita sulla Cina, e peraltro io me ne scuso se qualcuno si sente offeso, ma per carità, ho un buon rapporto. Guardi, a differenza di quelli che parlano, io sono andato addirittura a inaugurare dei ristoranti loro, in tempi non sospetti, per cui figuratevi, a me non vengono a fare lezione. Però cioè, funziona tutto così. Nel Padovano, vero? Ricordo bene. No, anche nel Trevigiano. E perché sono andato a inaugurarli? Perché era il primo ristorante cinese, andate a verificare. Che assumeva italiani? No, no, guardi, il primo ristorante cinese che
utilizzava prodotti veneti e cucinava a vista, sì, che era una novità, cioè pensare di vedere la cucina a vista, no? E lì mi sono preso la polemica al contrario perché sono andato a inaugurarlo. Allora, qua scrivono, Presidente, perché Zaia non prende una decisione in autonomia senza aspettare perché la i legge, tecnici? perché la legge non lo consente, perché noi non siamo regioni autonome, a differenza del Trentino Alto Adige, quindi non possiamo prendere decisioni in autonomia, fermo restando che qualora fossimo autonomi, quando avremo l'autonomia, questa decisione va presa sempre col supporto di natura tecnica. No? Ovvio che non perderemo tutto sto tempo perché sono 3 giorni che stiamo discutendo di avere un'indicazione tecnica. Senta, Presidente, la vera pandemia sembra quella economica adesso, però. Bah sì, questo è il vero problema. Questo è assolutamente il vero problema e penso che sia fondamentale che su questo fronte si faccia fronte comune. E a me spiace che qualcuno accarezzi l'idea e coccoli l'idea che il problema è l'ordinanza del Veneto, firmata peraltro col Ministro della Salute, che è un'ordinanza che chiude chiese, cinema, teatri, discoteche e scuole. Cioè, non è questo quello che fa il grande fatturato, con tutto il rispetto per queste categorie, togliendo le chiese ovviamente che non fanno fatturato. La verità è che io ho l'impressione che noi abbiamo pagato per primi il conto, ma lo pagheranno anche gli altri paesi europei adesso a noi. Cioè, lei si mette nei panni di uno statunitense che dice, beh, l'Italia ha il virus, bene, evitiamo per questo momento contatti con il virus, giusto? Lo avremmo fatto anche noi, lo facevamo anche noi con la Cina, abbiamo annullato viaggi in Cina, diciamolo fino in fondo. Se poi il virus ce l'ha anche l'Austria, ce lo ha, ce l'ha la Svizzera e ce lo ha, oggi ha emanato le linee guida, ce l'ha la Gran Bretagna e ce lo ha, addirittura parla di 3 mesi di chiusura delle scuole, ce l'hanno altri paesi, la Germania che ce lo ha da 1 mese, ce lo ha la Spagna, ce lo ha la Francia, capite che il problema non è più solo dell'Italia ma sarà un po' di tutta l'Europa, perché il virus è arrivato in Europa, questa è la vera notizia. Tornando un attimo così alla percezione, Presidente, di questo coronavirus, a parte che il corona fa pensare a qualcosa, no, forse di imponente, ce ne sono tanti oltretutto i coronavirus. Ma il coronavirus danno influenza, questa è una variante, perché mi perdoni, anche qui spieghiamo, è una variante che è un virus che arriva dal pipistrello, nel salto di specie ha avuto un ospite intermedio, sempre un animale, ancora non ben definito, e arriva alla specie, all'uomo. Il salto di specie ti fa arrivare un virus che il tuo corpo non riconosce, quindi non è in grado di produrre anticorpi. E quindi non abbiamo il vaccino, bisogna lavorarci sopra, creare un vaccino e ci vuole 1 anno e mezzo per avere il vaccino. Perché siamo preoccupati per questo virus? Perché giustamente i cittadini dicono, ma se Zaia dice che dei sintomi di influenza, dice che non ci sono problemi, perché ci preoccupiamo? Perché questo è un virus a bassa letalità, la mortalità è bassa, circa l'1%. Fatto 100 malati, 80 guariscono da soli e uno dice, allora di cosa stiamo parlando? 15 hanno bisogno di un medico, 80 più 15 fa 95, di cosa stiamo parlando? 5 finiscono in terapia intensiva, cioè sono veramente presi male, anche con il rischio di perdere la vita. Noi lavoriamo perché il contagio non porti questi 5 in terapia intensiva, perché chi sono questi 5? Sono anziani debilitati, persone che hanno altre patologie ed è giusto che anche a loro sia garantita la possibilità di vivere bene e non di finire, cioè non è che il virus legittima il fatto che alcuni debbano finire male in terapia intensiva. Noi vogliamo fare in modo invece che il contagio resti circoscritto e le persone più vulnerabili debbano essere difese, come accade sempre. Senta, Presidente, Vincenzo Marinese era tra gli imprenditori più spaventati e più arrabbiati per via di questa psicosi e per le notizie che sono state date, mi pare di aver capito da quanto diceva, anche cavalcate politicamente. C'è chi strumentalizza questa vicenda per ottenere consensi, per magari spostare le elezioni, tutto è possibile a questo punto, no? Ma guardi, io spero proprio di no e poi voglio anche dire che capisco la preoccupazione degli imprenditori, degli industriali, degli artigiani, degli agricoltori, delle forze sociali, perché poi è un fatto di occupazione, perché allora abbiamo un'influenza mediatica, ne abbiamo una crisi pandemia mediatica, un'epidemia,
crisi sanitaria e poi ne abbiamo una di natura ovviamente economica. Però è pur vero che noi dobbiamo guardarci negli occhi e non possiamo pensare che l'alibi, la soluzione sia quella di dire ma basta aprire le scuole per aver risolto i problemi, perché ricordo che oggi noi siamo sotto questa campana di vetro che sta coprendo tutta l'Europa e che rischierà di isolarci per un periodo, quantomeno di complicarci la vita per un periodo. E ci sono cittadini veneti o lombardi o italiani che debbono rientrare dagli Stati Uniti e valutano se rientrare perché poi hanno il problema di riuscire. Pensi solo a quello che può accadere a uno sportivo che deve andare alle Olimpiadi e dice se rientro magari in Lombardia poi non riesco più a riuscire perché vado con dei problemi non indifferenti. Tokyo, ho parlato anche oggi con Tokyo 2 volte, a Tokyo hanno previsto la chiusura delle scuole fino a fine marzo, hanno previsto tutta una serie di regole per evitare anche, imponendo delle distanze, la famosa distanza Doppler che sono 1,5 metri, 2 metri, non so quant'è, per la trasmissione via saliva dell'infezione, anche i dipendenti che lavorano nei ristoranti piuttosto che negli uffici, cioè il mondo si sta organizzando per questo. Io non sto facendo allarmismo, dico come stanno le robe. E per me viene prima di tutto la salute dei veneti. Senta, cito un collega veneziano che lavora da 7 anni in Corea del Sud in una televisione, è diventato una star, si chiama Alberto Mondi, e diceva in questi giorni che a Seul, dove ci sono casi ovviamente di coronavirus, però l'informazione e la comunicazione è molto blanda, cioè ne parlano pochissimo. Può essere, e parlo contro gli interessi di chi fa il nostro mestiere, può essere giusto e opportuno in una fase del genere attenuare un po' non solo i toni ma anche i numeri, anche dare meno notizie? Ma guardi, è utopia. È utopia, le spiego perché. Perché ipotizziamo che la riduciamo al minimo, a parte il fatto che già ora siamo accusati di regime perché diamo poche informazioni. I suoi colleghi dicono questo, lo scrivono. Quindi io cosa faccio? Do un bollettino al mattino e alla sera. Potrei dire silenzio stampa, non si risponde più a nulla, a parte il fatto che ci accuserebbero di nascondere, infatti noi ci rendiamo sempre disponibili a dare informazioni, ma basta il bollettino per montare pagine e pagine di giornali per il giorno dopo, perché questa è la verità. Sarebbe bello fare una prova un paio di giorni e vedrete che i giornali continueranno a scrivere. Ma io non mi sento neanche di accusarli oggettivamente, perché trovo dei giornali anche equilibrati, lasci perdere qualcuno che cerca sempre di far polemica su tutto, però l'equilibrio dei media è chiaro, delle televisioni è chiaro, però è pur vero che l'informazione poi arriva nelle case, nei cittadini e ognuno poi la elabora come vuole mentalmente, no? Presidente, volevo dare una lettura politica, so che lei non mi seguirà magari in questo, no? Però di fatto i governatori avevano lanciato un'attenzione sulla quale poi l'inevitabilità dei fatti vi ha dovuto seguire, quindi delle decisioni del governo. Può essere che il governo, per dimostrarsi più abile di voi, alla fine abbia creato tutto questo livello di attenzione, di movimento, forse di tensione, che oggi stiamo pagando, ed è stato un modo per inseguirsi. No, guardi, mi permette di dire, ma non faccio il difensore d'ufficio del governo, non me ne frega niente, dico come stanno le cose. Noi abbiamo delle linee guida, delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Istituto Superiore della Sanità, che io in maniera onesta, eticamente sostenibile, moralmente condivisibile e anche penalmente corretta devo seguire, punto. Cioè io non mi posso arrogare la facoltà di scegliere, di fare delle scelte contro tendenza che possono mettere a repentaglio la salute dei cittadini. Volete contestare queste indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità? Ripeto, l'alternativa è lo stregone. Io non so cosa dirvi, cioè funziona così. Sa qual è il vero tema? Che in questa epoca digitale, con tutti questi premi Nobel che scrivono e sanno tutto, c'è un tema vero, che si mette in discussione la figura dell'istituzione. Cioè il medico ormai è diventato una controparte, non è più un'istituzione che ti indica la via. Il medico è una controparte dove tu vai e gli dici guarda su internet c'è scritto questo, la malattia che io ho è questa, la prescrizione che mi deve fare è questa, se non me le fai vuol dire che non sai fare il medico. Queste sono le situazioni nelle quali ci troviamo a lavorare, anche i medici ospedalieri. Mi lasci ringraziare tutto il nostro personale del pubblico e quindi 56.000 dipendenti che sono degli autentici eroi, i medici di base, ricordo ai cittadini che i medici di base
hanno garantito la reperibilità telefonica, faranno il triage telefonico, cosa vuol dire? Assumeranno le prime informazioni al telefono, vi faranno la prescrizione e troverete i medicinali direttamente nella farmacia, perché noi abbiamo fatto la dematerializzazione della ricetta, cosa che in altre... Guardate, ieri sera ho sentito il presidente della FIMG, che è un sindacato di medici di base nazionale, che raccontava che i medici fanno le visite, non so da che parte in Italia, e poi lasciano la ricetta sul balcone. Ma da noi non serve lasciarla sul balcone, perché arriva direttamente al computer della farmacia. Ci hanno criticato per questo, oggi per evitare che i cittadini vadano negli ambulatori è fondamentale fare questo. Presidente, solo un'altra cosa in aggiunta a quanto diceva il vice direttore Ferdinando Avarino, cioè l'atteggiamento del governo nei confronti della Regione del Veneto però è sempre stato ostile. Fin dall'inizio Conte le ha detto: ma voi seguite i consigli che vi diamo noi e i nostri esperti, come dire voi... Questo è accaduto con l'isolamento fiduciario per le scuole, questo sì. Dopo le dirò, tanti mi chiedono in queste ore, direttore, ma che atteggiamento ha lei con il governo? Guardate, io rappresento tutti i veneti, non rappresento una parte politica e quindi ho un rapporto di leale collaborazione da istituzione a istituzione, cioè non esiste che utilizzo lo strumento del coronavirus per far politica, cioè noi infatti non avete mai trovato nessuna sbavatura nei rapporti in dissenso, perché credo che sia fondamentale che questo percorso lo dobbiamo fare necessariamente assieme. Volevo citarle, Presidente, le parole oggi del Ministro Azzolina. Serve, ok la paura, ma serve rispetto e buonsenso. Il Ministro sul caso della bambina del Padovano, la bimba di 8 anni di Limena, che è stata additata e messa all'indice perché positiva, no? Sembra siano state superate le colonne d'Ercole del buonsenso, dice il Ministro. Lei cosa si sente di dire? Ma guardi, io ho parlato anche stamattina con il Ministro Azzolina, con il quale ho un buon rapporto. Dico semplicemente che il tema poi è sempre il tema dei genitori che hanno le preoccupazioni e sono comprensibili. Adesso non è una questione di ghettizzazione, però è pur vero che i genitori avranno il problema di capire, di mettere al sicuro i propri figli rispetto a un compagno di classe che magari può dare indicazioni di positività. Si risolve tutto anche questo problema con tutte le procedure previste e chiusa lì, ma così vale se avessimo, come è accaduto nelle aule quando abbiamo avuto i casi di TBC, quando abbiamo avuto le parassitosi con i pidocchi e molto altro ancora, insomma ci si regola, si applicano le regole e si risolve il problema. Ho notato che poi avete cambiato, no, anche lo schema, quindi è più chiaro segnalate gli asintomatici, no? Che è quello che, certo. che dicevamo l'altra sera perché dire 150 contagiati, 151 non vuol dire niente, perché se poi più di 100 sono, anzi molto di più, sono asintomatici, noi potremmo essere 3 positivi asintomatici che non svilupperanno mai malattia, cioè e quindi non è che possiamo fare un bilancio di gente che non sta male, che non ha niente. Dobbiamo parlare dei ricoverati. Noi abbiamo 33 ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva. Punto. Di norma, mi sembra di capire, cioè, la differenza rispetto alla Lombardia è che lei vorrebbe si ritornasse alla normalità. Ma no, guardi, anche la Lombardia vuole questo. Sì, vabbè, chiaro, però loro hanno un po' più lento, almeno chiedono un'altra settimana di tregua. Ma guardi, invece per lei... No, guardi, se le scuole hanno bisogno di essere chiuse, restano chiuse, su questo non si discute, ma questo ce lo deve dire la comunità scientifica, di certo non è una decisione si versi si sera, non funziona così, siamo davanti a un'epidemia, chiamiamola col nome giusto e quindi dobbiamo avere massima tutela. Dopodiché penso che si possano allentare rispettando delle regole, diciamo alcune chiusure che si possono riportare alla situazione ante chiusura. Però sa perché è un po' quello che emerge tutte le sere dalle domande quando lei viene qui con noi a fare il punto, cioè sono preoccupatissimi per queste scuole. Se le riapriamo il rischio è che lui dica non vadano comunque i bambini a scuola, i genitori non li fanno andare. Io non ho detto che le riapriamo, ho detto che aspettiamo, ma guardi, ho qualche perplessità che accada. Sì. E io ho detto che dobbiamo applicare le linee guida, per cui le scuole penso che sia l'aspetto più delicato di questa partita. Per cui io immagino che insomma, si andrà verso una soluzione che non sia assolutamente di apertura o quantomeno immediata. Però lasciamo che l'Istituto Superiore della Sanità si esprima, è colui che certifica tutto, è colui che ha studiato questo virus, che ha i massimi esperti e che è in collegamento con gli esperti internazionali e ci diranno. Guardate, poi il mondo è piccolo, no? Se Londra chiude, è vero che chiude per 3 mesi le scuole, o il Giappone fino a fine marzo, immagino che anche loro non è che se la sono inventata così. Ma neanche noi la prima ordinanza ce la siamo inventata,
Cioè, al tavolo c'era l'Istituto Superiore della Sanità, vorrei ricordarlo questo. Cioè, non è che ci siamo inventati di chiudere le chiese perché abbiamo detto, beh, facciamo qualcosa. Capisco che qualcuno dice, ma i ristoranti, cioè le chiese ci sono state definite come un luogo a rischio per il tema dell'età media di frequentanti, per il tema della frequentazione, ma cioè, adesso vedremo, ad esempio, il Patriarca è stata una persona assolutamente disponibile, con molto senso, diciamo, della comunità si è messo a disposizione. Io penso che sia doveroso riuscire a riaprire le chiese, magari anche, ma poi quando dico chiese intendo sinagoghe, intendo moschee, cioè perché stiamo parlando di luoghi di culto, magari imponendo delle regole che permettano, che so, la mucchina all'ingresso, gli spazi vitali, insomma che non ci sia una roba dove c'è uno spazio angusto, ci sia la gente in piedi appoggiata dappertutto perché la chiesa è strapiena, e lì vuol dire diffondere il contagio. A Vo Euganeo e Schiavonia, Presidente, Vo Euganeo quanto dureranno i varchi? Guardi, e la chiusura? Direttore, Vo Euganeo è una decisione governativa, cioè lì si è trattato, e io penso che in quel momento fosse corretto ragionare così, perché se noi avessimo avuto solo il focolaio di Vo Euganeo, di Vo, avremmo con il confinamento di Vo comunque circoscritto il focolaio. Allora, questa è una decisione con un decreto non mio, del governo, l'ho fatto per loro e per i 10 comuni lombardi. Tanto è vero che la gestione di questa partita è del prefetto, non è roba della regione. A Vo, se si fanno i tamponi a tutta la cittadinanza, è merito mio. Io ho voluto, contro le linee guida, perché ho detto è giusto che a questi cittadini che sono lì in mezzo a un focolaio siano comunque monitorati e tranquillizzati. Cioè andare a letto col tampone positivo o negativo penso che sia un po' di differenza. E quindi io li ho voluti. E quindi quando sentite gli attacchi sui troppi tamponi e test del Veneto, ricordatevi che ce ne sono 3.500 di Vo. Ma così facendo abbiamo creato una popolazione di studio che è eccezionale. Non esiste al mondo una popolazione così testata in confinamento, che ci permette anche di vedere quanti positivi abbiamo, quante negativizzazioni ci saranno, in un po' di tutto. A me spiace appunto che ci sia qualcuno che faccia confusione su questo. Quando riaprirà Vo? Io spero presto, anche perché a questo punto focolai in Veneto ne abbiamo tanti. Perché abbiamo Treviso con una ventina di casi, abbiamo Limena, abbiamo Venezia, Miradolo, insomma, abbiamo tutta una serie di casi, per cui se il principio è che dove c'è il focolaio si fa l'isolamento, bisogna fare un isolamento incomprensibile. Allora c'era una giustificazione secondo me, perché era l'unico, noi avevamo 2 casi a Vo, punto. Questa è la storia del Veneto. Poi è comparso il caso di Mira dopo 2 giorni, mi sembra, ma se noi avevamo 2 casi a Vo. Fare pochi tamponi è un'inadempienza o una furbata? Perché molti paesi dicono noi ne abbiamo pochi. Ma guardi, allora, chi cerca trova, chi non cerca non trova. Noi abbiamo capito che abbiamo positivi asintomatici che sono la stragrande maggioranza, su 151 noi ne abbiamo almeno 100, 110. Abbiamo capito che su un contingente di 151 positivi abbiamo solo 33 persone in ospedale, delle quali 9 sono gravi da terapia intensiva, e il resto sono persone che verranno curate in ospedale. Io penso che alcuni paesi non ne abbiano fatti a sufficienza. Il Veneto ne ha fatti 6.800 di tamponi, e penso invece che c'è la Gran Bretagna, penso che tutta la Gran Bretagna ne ha fatti quanti noi. Cioè, la Germania si dice che ne abbia fatto 1 migliaio, si dice che leggo storie strane. Hanno applicato linee guida, sì, però quando cominci a avere casi l'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Istituto Superiore è: il tampone si fa a coloro che hanno avuto i contatti, no? Si fa l'isolamento fiduciario, si fanno tutta una serie di attività, e quindi sono previste e codificate, non è che ognuno li fa come sembra. Per Schiavonia, anche lì siamo davanti ai primi 2 infettati, peraltro il signor Trevisan poi ha perso la vita, e questo è il fatto più grave di tutta questa vicenda, assieme alla professoressa Mangiò di Treviso. Lo Schiavonia da subito, io ho fatto installare le tende, penso che dopo 2 ore ci fossero già le tende, apriti cielo, è tutta una farsa. No, ho fatto mettere 900 posti in tutti gli ospedali del Veneto, in tenda, e sa che vengono utilizzate quelle tende, perché ci permettono di fare 2 percorsi separati
tra il tema dei contagiati, dei contatti e l'utenza normale degli ospedali, che non è giusto mischiare le due linee. Quindi vuol dire che funziona. Dopodiché Schiavonia è stato, non è totalmente svuotato, dedicheremo sicuramente una parte, visto che è vuoto, sanificato, a eventuali emergenze che abbiamo, e penso che se io fossi in quella zona, dico, se il coronavirus dovesse crescere, ricordo che Vo è un focolaio grande, il più grande in Veneto, che è lì, abbiamo già un ospedale, una parte dell'ospedale dedicato e formato per questo. Un'altra parte dell'ospedale si può tranquillamente, io immagino che l'assessore Lanzarin me ne ha già parlato in questi giorni, aprire dopo la sanificazione e dedicarlo alla routine, alle attività. Non stiamo smontando l'ospedale, non stiamo chiudendo l'ospedale per non riaprirlo più e altre puttanate del genere che sento. Si fa dialisi, si fa radioterapia. Ma la dialisi si continua a fare, la radioterapia, i prelievi. Stiamo semplicemente pensando che pensate al ragionamento, avendo il focolaio più grande che è a Vo, se Avarino mi aiuta si sa anche quanti contagiati abbiamo a Vo. No, sono 70 a Vo. 70 contagiati a Vo. Avendo un focolaio così, ipotizziamo che ci fosse un'evoluzione negativa da terapia intensiva, da ricoveri, dobbiamo avere l'ospedale più vicino, che è quello lì, che peraltro lo abbiamo già formattato e strutturato per essere veloci a dare assistenza ai cittadini. A me non sembra una follia quello che stiamo facendo. Il resto dell'ospedale continuiamo a dedicarlo alla routine, alle attività ospedaliere di tutti i giorni. Quindi diciamo, alla luce di tutto quello che è successo, alla luce di quello che noi abbiamo imparato e conosciuto poi in questi giorni. Ma guardi, noi impariamo tutti i giorni. La rifarebbe o farebbe rifare anche dalle decisioni di Roma tutto quello che è stato fatto? Ma guardi, indietro non si guarda mai, si guarda avanti. Ripeto, i cittadini capiscano che quei giorni avevamo solo un focolaio e se fossimo stati fortunati di aver solo quello, oggi avremmo trincerato il focolaio tutto su Vo e avremmo evitato l'infezione del Veneto. La verità è che il virus è ubiquitario, ce l'abbiamo un po' dappertutto, ripeto, Treviso, Limena, Mestre, Venezia, Vo, Miradolo, ce l'abbiamo dappertutto. Qui dicono ancora i pazienti della geriatria verranno dimessi per andare nel proprio domicilio, si fa riferimento al Cafoncello, ma insomma sì, è perché poi a maggior ragione sono asintomatici, perché l'isolamento si fa per i 14 giorni a casa, l'abbiamo detto ripetuto in questi giorni. Tutto viene seguito secondo le linee guida, non c'è nessun comportamento irresponsabile. E io ho detto anche al direttore Benazzi e agli altri direttori oggi nella riunione che comunichino personalmente ai cittadini, quindi grazie per l'assistenza che date come televisione, perché è giusto che vedano il direttore che spieghi direttamente questi fatti. Tra l'altro ricordiamo che domenica sia su Antena 3 che su Rete Veneta ci sarà la messa della Madonna della Salute alle 11, Presidente, tra poco le notizie di Treviso, invece il Patriarca lo ha ribadito oggi, quindi come a intendere che si andrà avanti così come si è fino ad adesso per quello che ci ha dato sapere. Del decreto invece di domani, cosa sa? Forse cassa integrazione possibile per i distretti? Non glielo so dire, ma certo è che davanti a un cataclisma come questo dobbiamo comunque chiedere al governo un intervento straordinario. Un intervento straordinario, assolutamente sì, questo è poco ma sicuro. Non possiamo fare nulla, nel senso che oggi il peso è forte. Le disdette degli alberghi, Presidente, sono numeri impressionanti. La più grande industria in Veneto è il turismo, 18 miliardi di fatturato, si parla di disdette del 70-80% e anche di più, nel periodo dell'anno nel quale si dovrebbe andare a raccogliere il frutto del lavoro, no? Cioè raccogli le prenotazioni per poi la stagione, quindi veramente la situazione è tragica, senza tutto quello che sta accadendo alle nostre imprese, hanno ragione le camere di commercio, hanno ragione le associazioni di imprenditori, però ripeto, non liquidiamo sta partita pensando che si risolva con un'ordinanza sì o un'ordinanza no, ormai siamo nel calderone mediatico internazionale e non ci siamo da soli perché siamo in buona compagnia con tutto il resto d'Europa. Una polemica politica che ci sarà domani sui giornali. Jacopo Berti dei 5 Stelle le ha chiesto di chiedere le dimissioni del direttore generale Mantoan perché a gennaio sarebbe già stato possibile fare dei test. Ma guardi, posso lanciarvi una sfida? Chiami qui il professor Crisanti, che parte in causa, no? Certo, lo chiamatelo qui, invitatelo domani sera o quando viene e chiedete a lui. Cioè, io non faccio il difensore, io sta roba l'ho vista e l'ho scoperta dai giornali. Sono andato a verificare, sono state applicate le linee guida dell'Istituto Superiore della Sanità dell'OMS, punto. Ma ve lo confermerà anche il professor Crisanti. Se mi fate la cortesia lo chiamate e quindi dirà se
chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, cosa ha fatto ragione e cosa non ha fatto ragione. Punto. Il presidente Hong Kong ha rafforzato le misure di quarantena per i viaggiatori provenienti da Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e dall'Iran e hanno emesso un'allerta rossa sconsigliando i viaggi non essenziali verso queste regioni. Sì, non mi risulta che Hong Kong sia esente dal virus. Hong Kong, questo è il paradosso, cioè Hong Kong dice però non andate in Veneto. Questo lo riferisce South Hong Kong è citato assieme a Sud Corea, Cina con le Wuhan e Hubei, Hong Kong, Tokyo e quindi il Giappone e poi un po' tutta Europa. Ormai la lista si perde. Se vedete la lista dei paesi e delle restrizioni sono due pagine e mezzo, 3 pagine di paesi. Io torno sul decreto, Prego. Scuole a parte, diciamo, sul quale mi è sembrato lei dire non è detto che si riaprano, no? Bisogna aspettare che dicano gli esperti. Possiamo aspettare di vedere cosa dice il mondo scientifico. Il resto secondo lei si potrebbe allentare la chiusura? Secondo me il resto si riesce adottando ovviamente le prescrizioni del comitato scientifico, cioè noi dobbiamo attenerci poi a quello che è il comitato scientifico. La mia disponibilità è quella di dire il Veneto vuole ripartire, ovviamente fatto salvo la sicurezza e la salute dei cittadini. Inutile che facciamo gli eroi se poi diffondiamo il contagio, questo è poco ma sicuro. Bisogna usare i nostri campioni per fare testimonianza del Veneto adesso. È pronto il video? Il Veneto non si ferma? Ma sì, il video praticamente è pronto. Fra l'altro c'è un bel video che poi vi chiederemo anche di divulgare delle 3 nostre diciamo esperte di virus, di malattie infettive, che sono la professoressa Tacconelli, la professoressa Catelan e la dottoressa Russo, che parleranno proprio ai cittadini con domanda e risposta in maniera molto semplice di che cos'è questo virus e come ci si comporta. Friuli Venezia Giulia, Ferdinando sa quanti? Sono a 0, ancora 0 contagiati, 0. Non ci sono contagiati. Come lo si spiega, diciamo, perché ormai sono dappertutto, sono 15 regioni mi pare che hanno. Friuli Venezia Giulia al momento è un termine che dico spesso in questi giorni, al momento, no? Per ora. Non ha nessun contagio, però il governatore è preoccupato, ci sentiamo 2 o 3 volte al giorno con Federica e Federica comunque chiede sempre di poter essere in linea con le scelte del Veneto anche per un fatto di contiguità. Certo, d'altronde ha adottato quelle stesse decisioni che ha scelto lei pur non avendo nessun caso. Presidente, l'ultima cosa, poi in accordo col direttore deciderà, che si sente di dire ai nostri cittadini dopo queste giornate? Beh, guardi, che ogni giornata ha la sua pena, no? Intanto questa. Siamo sul pezzo, la sanità sta rispondendo bene, il virus non sta crescendo in maniera esponenziale come previsto. Io continuo a dire che penso che abbia un substrato diverso anche rispetto agli altri paesi. Adesso staremo a capire bene le condizioni che verranno dettate dall'Istituto Superiore della Sanità per il prossimo decreto, per la prossima ordinanza e dopodiché, come dico sempre io, solo i pessimisti non fanno fortuna, ne verremo fuori, però il mio obiettivo è quello di venirne fuori con minor danni possibili. Il Salone dell'Auto di Ginevra è saltato, Presidente, non rischiamo davvero con questa... Guardi, il Salone del Mobile è saltato, premesso che avevano già problemi prima del coronavirus, perché il coronavirus faceva danni rispetto all'Asia. E si mettono in discussione i grandi eventi e noi per ora il Vinitaly è confermato, poi staremo a vedere. Io vi devo salutare perché la giornata non è ancora finita. Posso fare l'ultima domanda? Si pensa di fare un carnevale posticipato, potrebbe essere un'idea? Ma guardi, il carnevale, le feste le facciamo quando si è risolto il problema. Adesso siamo impegnati su altre robe, non a pensare alle feste. Grazie davvero, Presidente, buon lavoro. Buona serata a tutti. Grazie al Governatore Luca Zaia, grazie Direttore, andiamo alla pubblicità, pochi istanti, grazie per essere stati con noi. Di nuovo in studio per fare il punto della giornata, di un'altra giornata contrassegnata dal coronavirus sul territorio regionale, a una settimana esatta dal primo focolaio a Vo Euganeo. Lo stato attuale, lo abbiamo sentito anche dalla voce del presidente del Veneto Luca Zaia, è di 151 casi, 95 asintomatici, 33 i ricoverati attualmente. I cluster sono quelli di Vo, il cluster principale,
che arriva a 70 casi di contagio, Milano 5 casi, Venezia 10 più 1 rispetto all'ultimo bollettino ufficiale della mattinata, Limena 9 casi, Treviso 23 casi, Vicenza 3 e nel pomeriggio è stato confermato anche il primo contagio di coronavirus in provincia di Rovigo ad Adria. Per quanto concerne Treviso, i 2 anziani ricoverati in geriatria positivi al test sono in condizioni stabili e riportati in una delle strutture dell'ISRA quando il reparto per l'appunto di geriatria al Cafoncello è stato sigillato a seguito del decesso della professoressa Luciana Mangiola, 75enne professoressa di Paese residente in via Piave. Massima attenzione confermata oggi dal presidente dell'ISRA Mauro Michelon. Per quanto riguarda quei casi che erano in geriatria? Ma allora, noi fortunatamente abbiamo solo il 0,4% di anziani che vanno in ospedale, perciò diciamo, sono numeri veramente risibili. Quelle persone che sono andate in geriatria sono monitorate, ma non ci risulta più nulla. È un monitoraggio preventivo. Ecco. C'è attenzione da parte dell'ISRA per i 2 ospiti rientrati dal reparto geriatria del Cafoncello, sigillato dopo il decesso della professoressa Luciana Mangiò di Paese. Va sottolineato che le 2 persone sono nella stessa stanza, continuamente monitorate, ma non hanno dato segno di contagio, al punto che non è stato fatto il tampone. È però accertato che il mondo della terza età sia il più esposto al coronavirus e a possibili complicanze relative, e questo ha portato la direzione delle case di riposo trevigiane ad adottare dei provvedimenti mai presi prima. L'attenzione è massima, però non vorrei creare anche troppo allarmismo. Sicuramente gli anziani sono soggetti deboli e come tali sono attenzionati. Abbiamo messo in atto alcune iniziative come quella di vietare almeno fino al 1° marzo le visite dei parenti, degli amici, dei volontari per evitare contatti spiacevoli. E per limitare ogni possibile disagio per i nonni, previste in questi giorni delle postazioni per videochiamare figli e nipoti, una situazione che continuerà fino a controordine da parte dell'USL. Noi siamo collegati con la Regione, con l'ASL, perciò lavoriamo in coordinamento, ci sarà una riunione presumo lunedì 2 e lunedì 2 vedremo sul da farsi. Ecco, quindi la situazione è sotto controllo perlomeno per questi 2 anziani che appunto al momento attuale non risultano contagiati e quindi non risultano positivi al coronavirus. Adesso sentiamo il sindaco di Treviso Mario Conte che oggi era ospite in studio di Marta Marangon. Sentiamo le sue parole. C'è questo problema che abbiamo arginato, che ora conosciamo, che sappiamo come gestire, ora dobbiamo ripartire. Io stesso questa mattina, ve lo dico qua in anteprima, ho scritto una lettera a tutte quelle testate giornalistiche straniere che in questi giorni, in questi mesi, hanno scritto parole straordinarie sulla città di Treviso. Ho mandato una lettera dove ho spiegato chiaramente cosa è successo, ho spiegato cosa abbiamo fatto e soprattutto ho fatto capire che la città è esattamente quella che loro hanno conosciuto. Loro li reputo degli amici, gli ho scritto una lettera con il cuore in mano come se scrivessi a degli amici, perché loro sono effettivamente degli amici che vogliono bene alla nostra città, ne hanno parlato tanto bene e devono continuare a parlarne bene. Stiamo preparando anche dei video, tanti sono i testimonial che mi hanno chiamato per offrirsi, per promuovere appunto le bellezze della nostra città. Ecco chi per esempio, dai, ci dia qualche notizia. Mi sono sentito proprio arrivando qua anche con Sabrina Salerno che mi ha detto insomma, che è disponibile a mettere la sua immagine, poi insomma chiederò aiuto a tutti i giocatori della Benetton Rugby, della Treviso Basket, tutti quei testimonial che sono conosciuti per meriti sportivi, culturali e personali. Chiederò appunto di sposare la causa del rilancio della città di Treviso. Ci vuole poco,
ma il testimonial più grande e più importante sono i nostri cittadini. Io vi chiedo veramente una cortesia, lasciamo perdere le polemiche, non è questo il tempo delle polemiche, non è il tempo delle critiche, oggi dobbiamo rimboccarci le maniche, aiutarci e promuovere tutte le bellezze della nostra città. Consapevolezza che c'è stato un problema e di come gestirlo, ma voglia di rimettersi in moto e di ripartire. Quindi questa è la carica più grande che ho e non mi darò pace fino a quando non tornerò a vedere la città piena. Noi stiamo già riprogrammando il carnevale, stiamo già programmando tutta una serie di appuntamenti. Quindi avremo un carnevale estivo tardo primaverile? Tra poco più di un mese torneremo a riempire la città di colori, di coriandoli, di bambini, di famiglie, di sorrisi, e quelle saranno le immagini che manderemo in giro per il mondo. Questo quindi il sindaco Mario Conte oggi in studio con Marta Marangon, quindi l'esigenza di ritornare alla normalità, e c'è voglia di ritornare alla normalità anche all'Università di Padova. C'è una nota proprio di questi secondi, in attesa di indicazioni da parte delle autorità competenti, quindi Ministero della Salute e Regione del Veneto. L'inizio dei corsi semestrali all'Università di Padova è stato rinviato al 9 marzo, i corsi trimestrali invece riprenderanno il 2 marzo in modalità telematica, lo ha precisato pochi minuti fa il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto, in relazione all'emergenza. Esami e lauree verranno riprogrammati o eseguiti in modalità telematica, le attività di ricerca sono regolari e i servizi amministrativi aperti al pubblico. Le aule studio e le biblioteche rimangono per il momento ancora chiuse al pubblico. Oggi vi abbiamo raccontato più volte che l'emergenza sanitaria è anche emergenza economica, anzi sta diventando sempre più emergenza economica. Con questo servizio di Lucio Zanato facciamo il punto dei danni in agricoltura nella Marca. Oggi l'Italia è un paese poco appetibile, anche per i nostri lavoratori che preferiscono non venire a fare quello che hanno fatto tutti gli anni, perché appunto questo contagio sembra condizionarli non poco. Anche questo è uno degli effetti del coronavirus. I braccianti agricoli esteri non vogliono più venire a lavorare nelle nostre campagne. E il caso della Romania, che impone la quarantena a chi arriva in particolare dal Veneto, non è isolato. In particolare la Romania, ma non solo. Oggi l'Italia è un po' un paese infetto e quindi la Polonia o anche altri paesi dell'est tendono a essere un po' restii nel darci la loro mano. E la manodopera non è l'unico settore interessato dall'effetto coronavirus. È vero che hanno chiesto la certificazione per il prosecco in vendita all'estero. È una notizia di questi giorni, non lo so se di certificazione si tratti, ma sicuramente chi compra vuole essere certo di non portarsi a casa problemi di qualsiasi tipo, tantomeno sanitari. Ma secondo lei ha un senso? No. Senso non ce n'è in questa questione. Noi siamo pronti a garantire che i nostri prodotti sono salubri, sani, come lo sono sempre stati. Non abbiamo ombra di dubbio. La realtà purtroppo parla di commesse annullate sia dal mercato estero che da quello interno, soprattutto della ristorazione, conseguenza diretta della contrazione turistica complessiva nella nostra regione e in molte altre italiane. Danni che secondo la Confederazione degli Agricoltori col passare del tempo cresceranno in maniera esponenziale. Prevediamo i danni che sono indotti da una psicosi che non abbiamo ben capito se è veritiera o è un po' montata, ma sicuramente figli di quella che è un po' la psicologia delle persone, che tende a ridurre in questo periodo i consumi, a disdire le presenze nelle strutture agrituristiche comunque legate all'agricoltura, e sicuramente contraggono le presenze nel territorio e quindi di conseguenza consumi di prodotti a chilometri zero, prodotti freschi, prodotti che noi facciamo tutti i giorni. Tutto questo al netto dei provvedimenti decisi dal Presidente Zaia, che per il Presidente Fachin, stando alla situazione esplosa venerdì scorso, erano inevitabili. Sicuramente i primi giorni era giusto prendere ogni precauzione necessaria. Io sono uno di quelli che ritiene che se non l'avessimo fatto e fosse successo qualcosa sarebbe venuto giù il mondo. Quindi va bene così, oggi alla luce dei fatti siamo in grado di dire che forse tutto questo non serve.
Questo il presidente della CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso. Oggi le categorie economiche si sono ritrovate in vari punti della regione, a partire dalla Vega di Mestre, dove si sono riunite le Camere di Commercio del Veneto. A Belluno, lo vedremo poi, un'altra riunione con le categorie economiche, e proprio alle categorie economiche parlano i parlamentari veneti della Lega. Condividiamo con le associazioni di categoria la preoccupazione per il destino dei pubblici esercizi, delle imprese, dei lavoratori e del tessuto economico di tutto il Veneto. Lo dichiarano in una nota di pochi secondi fa i parlamentari della Lega Massimo Bitonci, già sottosegretario al MEF, Alberto Stefani e Andrea Ostellari, presidente della Commissione Giustizia a Palazzo Madama. I parlamentari della Lega chiedono al governo quindi di intraprendere azioni immediate. Adesso per noi c'è la pubblicità, a dopo. Di nuovo in studio per andare a Susegana, dove il possibile contagio da coronavirus ha provocato anche lo sciopero di quasi 2 ore per turno dei lavoratori dello stabilimento Electrolux, in segno di protesta contro la decisione dell'azienda di disporre per i dipendenti l'uso di mascherine per motivi di sicurezza sanitaria, un provvedimento osteggiato dagli operai perché ritengono che se si passa ad un livello superiore di prevenzione vuol dire che il quadro è peggiorato e che dunque i lavoratori devono tornare a casa. Per i sindacati a questo punto è necessario chiudere lo stabilimento e approfittare per una straordinaria disinfestazione e sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro. Se così invece non fosse, continuano i sindacati, l'imposizione delle mascherine potrebbe configurare una possibile denuncia dell'azienda per procurato allarme. E continuiamo a parlare dei danni all'economia di questa emergenza coronavirus, soprattutto per il settore alberghiero. Vediamo. Gite scolastiche cancellate, stranieri spaventati per l'Italia. Il tornado coronavirus sta assestando una mazzata pesante al turismo e di conseguenza a tutto il settore alberghiero, con hotel semideserti e disdette continue. 2.864 cancellazioni, camere cancellate nel giro di 3 giorni, quindi voglio dire veramente una debacle, tant'è che ci siamo visti costretti già da lunedì sera a chiudere uno dei nostri alberghi. Perché? Perché non avevamo clienti. Il danno di immagine e reputazione è sui mercati esteri. È sui mercati esteri, voglio dire quasi 70 milioni di presenze che facciamo in Veneto sono una gran parte proveniente dai mercati esteri. Noi che viviamo qua stiamo un pochino più attenti a quando starnutiamo, ma qui la situazione è assolutamente tranquilla. Abbiamo assistito a una quantità di informazioni confuse, di fake news, che hanno creato una confusione enorme. Sono a rischio dei posti di lavoro? Questo è il dramma. Speriamo che il governo oggi, con il Consiglio dei Ministri di oggi, prenda dei provvedimenti, prima di tutto per i dipendenti, per salvaguardare il loro posto di lavoro, quindi con una cassa integrazione straordinaria, e chiediamo il ratio dei mutui e anche un aiuto a tutti quelli che devono pagare degli affitti, quindi magari non so, l'istituzione di fondi di rotazione che permettano di agevolare o di sostenere anche finanziariamente le aziende che sono in grande difficoltà. Questo è il minimo che ci aspettiamo. Presidente, voi albergatori comunque siete pronti a ripartire? Certo, noi lanciamo un appello a tutte le istituzioni e venga data una comunicazione univoca, certa e molto chiara, perché non si verificano ancora tutti questi fenomeni di fake news che ci stanno danneggiando più del virus. Ma non c'è soltanto l'emergenza coronavirus, il lavoro delle forze dell'ordine prosegue, va avanti, arrestato un rapinatore. Manette ai polsi del tunisino 33enne identificato dalla polizia di Jesolo come il rapinatore di Capodanno. Ora in attesa di processo e il risultato è essere stato già arrestato con precedenti per spaccio, furto e pure un tentato omicidio nel 2014. È l'esito dell'attività di indagine condotta dal commissariato di Jesolo con la questura di Treviso e il commissariato di Conegliano. Attività che ha permesso di individuare nel tunisino l'autore della tentata rapina del 1 gennaio scorso.
ai danni di una donna residente a Conegliano e che stava trascorrendo il Capodanno appunto al Lido di Jesolo quando, verso le 3 del mattino, è stata aggredita insieme ad un'amica in via Baffile, nei pressi dell'albergo dove stava trascorrendo le vacanze natalizie. La donna, strattonata con violenza dal ladro per impossessarsi della sua borsa, ma poi fuggire a mani vuote e lasciandola malcapitata a terra dopo averla fatta cadere violentemente con una prognosi diagnosticata in 10 giorni. Vittima che con il suo accompagnatore ha riferito agli agenti di essere stata sorpresa alle spalle. Nelle scorse ore l'arresto, grazie anche alle testimonianze di 2 persone. Adesso invece a Castelfranco, dove un giovane si trova agli arresti domiciliari per spaccio di droga. Un 21enne di Castelfranco Veneto è stato arrestato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile per detenzione di sostanze stupefacenti. Il giovane, con precedenti alle spalle, era stato individuato da una pattuglia in atteggiamento sospetto in una delle vie del centro storico. Da una successiva perquisizione presso l'abitazione, i militari dell'Arma sono riusciti a trovare nascosti 18 grammi di chetamina, 65 grammi di marijuana e 6 grammi di hashish, oltre a materiale vario per il confezionamento della droga. Tutto lo stupefacente è stato posto sotto sequestro, oltre a 360 euro di dubbia provenienza. Il 21enne, su decisione della Procura di Treviso, è stato collocato agli arresti domiciliari. Ancora droga, stavolta cocaina, ci spostiamo però a Montebelluna. I carabinieri di Montebelluna hanno arrestato per spaccio di droga un 21enne di origini nigeriane in Italia senza fissa dimora. Grazie alle diverse segnalazioni ricevute dai cittadini e una serie di appostamenti preventivi, i carabinieri hanno rintracciato lo spacciatore nella zona della stazione dei treni di Montebelluna. Il pusher stava vendendo della cocaina a un cliente nel parchetto vicino alla stazione quando gli uomini dell'Arma sono entrati in azione. Il 21enne in un primo momento ha provato a fuggire, riuscendo a divincolarsi dai militari, ma la corsa è durata poco. Uno dei 2 carabinieri è riuscito dopo un breve inseguimento a chiudergli la via di fuga, riuscendo a immobilizzarlo. Il giovane, una volta fermato, ha provato ad ingoiare i 9 ovuli di cocaina che nascondeva in bocca, ma i carabinieri sono riusciti ad impedirglielo. Dopo averlo portato in caserma a Montebelluna, il 21enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Sant'Abona a Treviso in attesa di giudizio. Adesso a Belluno, perché la terra ha tremato nel tardo pomeriggio nella zona di Chies dal Pago, dove è stata registrata quindi una scossa di magnitudo 2,7 a una profondità di circa 9 km. Erano per l'appunto passate da poco le 18 quando un forte boato, così afferma anche il sito online News in Quota, un forte boato ha fatto sussultare l'intera conca Alpagotta, e non solo, visto che il terremoto si è sentito in maniera distinta anche a Ponte nelle Alpi e nel capoluogo. In attesa di verifiche più approfondite sembra non ci siano danni a strutture e in generale a beni materiali. Sempre a Belluno, dove questa mattina, lo abbiamo detto prima, le categorie economiche si sono ritrovate in prefettura per fare il punto di una situazione in divenire, ma assolutamente drammatica. È stata ribadita la necessità di ritornare alla normalità e di abbassare anche i toni. Sentiamo il prefetto di Belluno. Io ritengo che esistono le norme che sono state emanate sulla materia da parte del governo e ci sono le ordinanze regionali che dettano in maniera chiara ed esplicita cosa non si deve fare, quali sono i divieti, e quindi attenersi a quelli e cercare di come dire, essere scrupolosi nell'attuazione delle misure che ha previsto il governo, che sono misure che nascono ovviamente da valutazioni sanitarie, quindi tecniche, sulle quali non possiamo noi entrare nel merito. Ho registrato anche questa preoccupazione da parte delle categorie sindacali e datoriali, nel senso che mi hanno rappresentato che circolano delle notizie che non sempre sono realisticamente sostenute poi nella realtà, per cui la cosa importante è che
sul piano della informazione ci si attenga alle notizie certe, che sono quelle che provengono dalle strutture governative e da chi in questo momento mantiene la filiera delle decisioni sanitarie, che sono appunto il Ministro della Salute, le regioni, la parte sanitaria, gli assessorati alla sanità, e su questo io direi che poi equivoci non se ne dovrebbero creare. Poi sappiamo che esiste il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS che interviene, che fornisce tutte le indicazioni sul da farsi in caso di eventuali chiamate da parte di persone che temono o sospettano di avere avuto un contagio o un contatto con persone contagiate. Questo quindi il prefetto di Belluno Cogode, ma c'erano per l'appunto anche le categorie. Sentiamo la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti, Lorraine Berton. È stato un incontro positivo, il prefetto è stato molto chiaro, le linee guida devono essere uguali per tutti per creare meno confusione, meno caos e anche meno paura. Speriamo di superare la crisi presto. Con le dovute regole, dobbiamo tutelare le aziende, dobbiamo tutelare i nostri operatori. Penso che questo incontro abbia chiarito un po' le idee tutti anche sugli atteggiamenti da tenere, che devono essere fermi, precisi, ma non dobbiamo essere allarmisti oltremodo, perché non serve e perché non ce n'è motivo. Grazie. Quanto costa alle aziende questo allarme, questo virus? Guardi, costerà a livello economico, ma c'è anche parecchio stress emotivo, che ovviamente passa trasversalmente tra gli imprenditori, i dirigenti e gli operatori. Io penso che dobbiamo lavorare innanzitutto su questo e poi faremo i conti, chiederemo al governo gli interventi necessari e come sempre il Nord-Est, che ha un sistema produttivo molto forte, si riprenderà, di questo sono certa. Quando parla di interventi al governo ha già in mente qualcosa, ammortizzatori sociali piuttosto che... Guardi, ammortizzatori sociali assolutamente sì, perché dobbiamo pensare in primis ai nostri lavoratori, alle persone che nelle nostre aziende lavorano ogni giorno. Dopodiché io devo pensare anche a tutto quello che è il sistema economico, per cui interventi sulle banche, sostegno proprio alle imprese per poter continuare a fare impresa. Il rischio reale che qualche impresa che magari era già in difficoltà, con questa ulteriore difficoltà si trova in crisi, questo lo sappiamo tutti. Parecchio stress emotivo, dice la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Berton. Sulla falsariga anche i sindacati. Sentiamo Rudy Roffarè, segretario generale aggiunto della CISL Belluno Treviso. Abbiamo fatto il punto della situazione con tutte le associazioni di categoria e gli organi preposti. La situazione ci preoccupa tantissimo dal punto di vista sanitario e dal punto di vista economico. Tuttavia dobbiamo essere ottimisti, perché il lavoro che è stato messo in campo sembra che stia dando buoni risultati. Ora quello che serve, e in questo senso come sindacato ci stiamo muovendo sia a livello nazionale che regionale, è attivare ammortizzatori in deroga, sospendere tutte le scadenze anche di tipo fiscale e dare un'immagine diversa del nostro Paese, perché qui ci sono tutte le opportunità per riprendere in mano quell'economia che oggi il coronavirus ha messo in discussione. Ecco, e intanto è proprio di questi secondi la notizia secondo cui nel decreto sul coronavirus al tavolo del Consiglio dei Ministri proprio di stasera c'è la sospensione fino al 30 aprile limitata per 11 comuni delle zone rosse di tasse e scadenze fiscali, comprese quelle della rottamazione terre del saldo e stralcio e contributi. Così il Ministro dell'Economia Roberto Gualtieri in sala stampa a Palazzo Chigi. Restiamo nel bellunese ma cambiamo argomento, torniamo a parlare del prolungamento della 27, un tema che sta dividendo la politica bellunese e non solo. Un'apertura arriva dal sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, sentiamolo.
Da decenni la questione è sempre questa, è sempre autostrada sì, autostrada no. Si perde un po' di vista in verità la questione centrale, che è la questione politica. Il punto non è l'autostrada sì o l'autostrada no, il punto è invece come interconnettere il bellunese rispetto alle altre zone dell'Italia e le zone anche transfrontaliere. Questo è il vero punto, la vera questione politica. Io credo che quando si realizza un'opera non si debba essere diciamo pregiudizialmente favorevoli o contrari. Io non sono pregiudizialmente contrario all'idea del prolungamento dell'autostrada, però deve essere fatta una valutazione molto attenta tra i costi dell'opera, i costi ambientali dell'opera e le ricadute positive che effettivamente si possono conseguire. Per esempio bisognerebbe valutare in modo attento qual è il livello di interesse e di attenzione che l'Austria o l'Unione Europea in generale ha verso questa opera. Quindi se è una cosa che può essere utile si studia qual è il reale rapporto, diciamo, fra costi e benefici, e dopo si può decidere favorevolmente o meno. Viceversa invece credo che abbiamo già una risposta dall'Europa per quanto riguarda il collegamento ferroviario. Io mi sono sempre stupito del fatto che da anni né Regione né Stato abbiano colto l'opportunità che l'Europa in qualche modo individuava, e cioè quella di poter creare un nuovo corridoio ferroviario verso l'Austria, e noi potevamo essere come bellunese esattamente al centro di un corridoio che connetteva una delle regioni più sviluppate e più industrializzate, non d'Italia ma d'Europa, che è il Veneto e la parte bassa del Veneto, con un nostro paese contermine come l'Austria. Quindi questo penso che sarebbe una sfida veramente più facile, più rapida, e anche su questo non bisogna però essere pregiudizialmente sicuramente favorevoli, sicuramente contrari, ma andrebbe fatto una reale valutazione di rapporto costo-beneficio, che deve fare la Regione, deve fare lo Stato e lo deve fare insieme agli enti territoriali interessati, cioè i comuni. Per la cronaca dal Bellunese, dalle 12:20 i vigili del fuoco stanno operando per lo spegnimento di un incendio tetto in via Arnaldo Fusinato a Feltre. Le fiamme, probabilmente divampate per un'anomalia all'impianto fotovoltaico, si sono subito estese ad alcune falde del fabbricato, che ospita 4 unità abitative e 2 esercizi commerciali che sono stati prontamente evacuati. Ecco quindi questa la cronaca anche dal Bellunese. Siamo in chiusura con un Consiglio dei Ministri ancora in corso, che dovrà decidere sulle misure straordinarie da prendere dal punto di vista economico ma anche sanitario. C'è molta attesa per capire cosa succederà nelle scuole venete, se riapriranno o meno. La stessa Regione, lo stesso governatore Zaia, lo abbiamo sentito prima da lui stesso, è in attesa delle determinazioni del Ministero della Salute, quindi per il momento non ci sono notizie ufficiali su questo fronte. La situazione alle 9 di sera quasi del 28 febbraio, a una settimana dall'esplosione del primo focolaio a Vo Euganeo, è di 151 contagi, 18 in più rispetto alla prima mattinata di oggi. Di questi 95, quindi una buona parte, sono asintomatici. Quindi questa è la situazione aggiornata al minuto secondo. Non mi pare ci siano particolari aggiornamenti, è tutto anche per oggi. Adesso ci sono le previsioni del tempo. Buon proseguimento di serata. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero. Bentrovati al meteo. Il mese di febbraio si conclude con un tempo sostanzialmente buono, ma con una perturbazione che si avvicina al nostro territorio e che farà sentire i primi effetti. Vediamo dunque la situazione. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento al mattino, il cielo invece sarà via via più nuvoloso con il passare delle ore, e poi in serata e in nottata arriveranno le prime deboli precipitazioni a carattere sparso. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra -1 e 5 gradi, valori massimi invece fino a 14 gradi all'incirca. Tempo stabile sul Friuli Venezia Giulia, con sole prevalente, ma anche qui con più nubi dalle ore pomeridiane e con qualche pioggia poi dalla notte. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, massime invece tra 11 e 13 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, bel tempo con tanto sole e cielo al massimo poco nuvoloso.
Temperature minime fino a -1 grado, massime sui 10-11 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Svello, azienda che opera nella raccolta dei rifiuti da 40 anni, leader nella carta da macero.